gente. Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia dalla freschissima voce. Un abbraccio a Tina, alla nostra Tina, un abbraccione al nostro Matteo e a tutti voi radioascoltatori, 14 radioascoltatori di questa trasmissione, gatti compresi, perché sono anche quelli. E noi in un tempo frenetico, da un minuto all'altro, da un giorno all'altro, cambiano prospettive enormi sullo scenario mondiale, prospettive di pace da una parte, poi riprende la guerra, mentre si parla di pace avvengono stragi insopportabili ed enormi, una vita che sostanzialmente è destabilizzata, è precaria per certi aspetti. Noi, nel nostro piccolissimo, nel nostro minimo, proseguiamo con un cammino, lungo un cammino iniziato un anno e rotti fa, a giugno dell'anno scorso, e che è molto lento, molto accurato, senza pressioni. Perché? Perché riflettiamo, dobbiamo riprendere la capacità di riflettere su fatti che a nostro avviso sono importanti, ma che hanno bisogno di calma, di tempo, di riflessione. Oggi la riflessione è passata di moda, non c'è tempo, la vita è frenetica e soprattutto il continuo cambiamento di scenari provoca un senso di smarrimento che certamente non aiuta a pensare, a riflettere, a pensare con la propria testa. Quello che dobbiamo tornare a fare è proprio pensare con la nostra testa e in questo ci si contrappone per certi aspetti, non in tutti, ai progressi della tecnologia, cosiddetta intelligenza artificiale, laddove il pensare con la propria testa, il saper pensare con la propria testa è fondamentale per essere autori, per essere padroni di quella tecnologia che è stata approntata e che va usata, e non il rovescio, cioè l'essere usati, essere dominati dalla tecnologia, che è ciò che oggi sta avvenendo. Ora, questo ragionamento è collegato a quello che abbiamo detto fino a sabato scorso. L'ideologia, abbiamo detto, l'ideologia è quella che si è imposta, l'ideologia socialista, all'inizio del fine Settecento, inizio Ottocento. Però l'ideologia non è che abbia portato soltanto a negatività, sia qualcosa di negativo. È negativo come concetto, in quanto negativo rispetto al popolo, l'idea di popolo. Perché? Perché impone una santificazione, una elevazione alla superiorità intellettuale di coloro che aderiscono all'ideologia, escludendo tutti gli altri. È, se volete, la matrice di quella che il professor Bauman diceva, chiamava la società liquida, cioè la società che esclude coloro che non servono e li mette da parte. L'ideologia è né più né meno che il principio, cioè è una religione idolatra, secondo la quale chi vi appartiene, chi vi partecipa è un illuminato sostanzialmente, e chi non vi partecipa è escluso, è un povero scemo da poter in qualche modo convertire se si riesce, se no da abbandonare a se stesso. Ma l'ideologia, ripeto, non è che abbia portato soltanto negatività, di principio è negativo, ma ha portato delle grandi conquiste, ha portato anche
del bene al popolo. Portato del bene al popolo se anche soltanto si pensa allo stato di schiavitù dei lavoratori, schiavitù di servitù, di servaggio dei lavoratori alla fine dell'Ottocento e ancora ai primi del secolo scorso. Ricordiamoci Bava Beccaris e le cannonate a Milano contro i lavoratori che protestavano perché avevano fame, perché non avevano il pane, per l'aumento del costo del pane non ce la facevano a mangiare, e ricordiamoci lo stato comunque dei lavoratori, la cresciuta dignità del mondo del lavoro che il socialismo ha portato. Questo è un grande bene. Allora, dobbiamo chiederci l'ideologia, perché nasce l'ideologia che alla fine è in contrapposizione al democratos, cioè al potere che dovrebbe essere naturalmente attribuito a un popolo sempre che quel popolo sia tale. Perché si inserisce l'ideologia? Guardiamo alla storia. L'illuminismo, che è il movimento culturale dentro il quale nasce l'ideologia, sorge più o meno alla fine del Seicento, più o meno. Cioè nell'epoca del Re Sole, nell'epoca in cui l'imperatore poteva tutto, qualunque cosa. L'imperatore e i suoi cortigiani, che fossero cretini, che fossero intelligenti, che fossero degli incapaci, non importava. Avevano la qualifica nobiliare e come tali potevano anche incarcerare la gente impunemente, senza nemmeno dover passare da un giudizio. Ecco. Abbiamo un assolutismo. L'assolutismo, spinto a quei livelli, che cosa crea? Crea una reazione, cioè crea la necessità, quindi crea l'annullamento del concetto di popolo, tanto per cominciare. Il popolo diventa una proprietà selvaggio, è una proprietà e non si chiama schiavitù solo per il fatto che il servo della gleba, il contadino che coltiva i campi, non viene venduto sul libero mercato come accadeva nelle colonie d'America, insomma la sua condizione era più o meno quella lì. Ora, nel momento in cui si comprime il popolo al punto da rendere invisibile la dignità di ciascun partecipe di quel popolo, l'ideologia quasi automaticamente si forma, si crea. È una reazione al fatto che il concetto stesso di popolo venga calpestato. E in effetti, se voi pensate, alla fine del Seicento nasce l'illuminismo, si propagano le idee che fanno riferimento a che cosa? A un idolo, alla dea ragione. L'imperatore assoluto, il re sole della situazione apparentemente faceva riferimento alla divinità, in realtà il re sole, la divinità era lui stesso, che era il sole, era la divinità. Bene, la reazione qual è ideologica? Si fa riferimento a un dio o a una dea che non ha nulla a che vedere col sole, ed è la dea ragione, questa dea lunare che si accende nel firmamento dei popoli e che dice: ma tu chi cavolo sei? Che diritto hai di fare una roba del genere? In un ambito, di comportarti in quel modo, in un ambito che, bene o male, è permeato di una cultura cristiana che non aveva una sua evidenza, non aveva una sua possibilità di espressione. Ed ecco che nasce l'ideologia dall'altra parte. Un secolo dopo, più o meno, alla fine del Settecento, Karl Halevi Marx, figlio di famiglia, appartenente anzi a famiglia ebraica di Treveri, il suo cognome è Marx Halevi, Marx addirittura Karl Halevi,
Marx è addirittura il soprannome dato lo spregiativo, tra l'altro, dato alla sua famiglia, crea una Bibbia del vitello d'oro, cioè una Bibbia fondata presumibilmente con taroccamenti vari, veramente incredibili, una profezia basata sulla Dea Ragione. Lui, di famiglia rabbinica, crea una struttura, una logica di strutturazione della società che richiama quella della tradizione rabbinica, e la replica e la oppone, la contrappone alla pretesa dei re, degli imperatori, dei nobili, di essere illuminati da chi? Dal sole, dall'imperatore, il quale sostituisce in realtà la divinità. Nel momento in cui si dimentica Dio Padre, da un lato abbiamo l'imperatore, il potente, che crede di essere Dio lui stesso e anzi si impone come tale, il Re Sole, e dall'altra parte nasce la Dea Ragione, l'ideologia, cioè avviene la frantumazione della conoscenza, della credenza, del credere del popolo. Il popolo a questo punto deve in qualche modo salvarsi e si rifugia, ovviamente, quasi naturalmente, nella ideologia che, ripeto, porta a modificare, a ribaltare, vedi la rivoluzione francese, orribile, sanguinosa, però porta a ribaltare posizioni che sono assolutamente inaccettabili. È un passo tragico, non teoreticamente completo, anzi, ma sul cammino di ripresa da parte del popolo del suo potere che gli spetta. Potere che gli spetta, che, come abbiamo visto, partendo l'anno scorso a esaminare le città greche, le città-stato greche, Atene in particolare, e i suoi alleati, dove è nata la democrazia, risalendo il percorso durante il Medioevo, abbiamo già visto che, ad esempio, un'espressione di popolo che si oppone all'imperatore, il quale pretendeva di essere illuminato da Dio, in questo caso Federico I di Hohenstaufen, Federico Barbarossa, dei popoli, e qui è la grandezza della storia lombarda in particolare, ma della storia nazionale italiana in generale, tant'è vero che l'episodio è ricordato nello stesso inno nazionale, la battaglia di Legnano, fatto militarmente poco significativo, ma significativo nel senso che dei popoli che hanno degli interessi comuni, che hanno un credo comune, si uniscono, quelli di Bergamo piuttosto che quelli di Milano, di Alessandria, si uniscono e combattono, si oppongono all'imperatore. E l'imperatore intelligente, in questo caso, persona molto intelligente, capisce che occorre scendere a patti, quindi riconosce il potere di questi popoli, ecco la democrazia, e addiviene alla pace di Costanza. Quindi i germi della democrazia li troviamo addirittura nel Medioevo. La battaglia di Legnano è della fine del XII secolo, 1170 qualcosa. Ora, quindi è un filone che sorge, poi torna a scorrere sotterraneo e poi riemerge. Riemerge alla fine del Seicento con l'illuminismo, alla fine del Settecento con la rivoluzione francese e con la stessa teoria portata da Karl Halevi Marx, il quale
crea una teoria, una Bibbia del vitello d'oro che si contrappone alla Re Sole, all'assolutismo dominante dall'altra parte. Che cosa fa? In definitiva, sia pure in modo ideologico, cioè escludente alcune parti, quindi non pienamente popolare, rivendica quel diritto del popolo ad avere un suo potere insito nel fatto di essere popolo stesso. Questo è certamente un merito di quell'ideologia che, ripeto, come concezione, proprio perché spacca il popolo, chi appartiene all'ideologia è intelligente e bravo, chi ne è escluso è fuori. Chi non capisce, anche se è intelligente, anche se è uno che ha studiato, anche se è uno che può aver studiato anche lo stupido, però è intelligente e magari ha anche studiato, quello è escluso. È una spaccatura, però creata dalle, fra virgolette, necessità della storia. Ora, benissimo, arriviamo quindi dopo il Settecento, arriviamo alle conquiste dovute principalmente al crescere della borghesia, alle conquiste che questo popolo strappa ai re sole della situazione, agli imperatori della situazione. Le strappa perché vuole che i diritti vitali che spettano al popolo, che spettano alla società per poter funzionare, per poter crescere dignitosamente, quei diritti vengano restituiti, quindi di nuovo il popolo se ne appropri. Ed ecco che cominciano le ottriate, le concessioni, ottenute un po' con la pistola alla tempia, le concessioni che il potere sommo dei sovrani e di tutti quelli che fanno seguito, quindi conti, duchi, marchesi, proprietari terrieri e compagnia cantante, bene o male, poco o tanto, devono adeguarsi, devono accettare. È un cammino, certamente, di riappropriazione da parte del popolo di quei diritti che sono al fondamento perché un domani che sarà lontano rispetto a quell'epoca, che domani potrebbero consentire il formarsi di una democrazia, l'esplicitarsi di una democrazia, cioè la possibilità per il popolo di esercitare effettivamente quel potere che naturalmente gli spetta e che fino alla fine dell'Ottocento praticamente non gli viene concesso, non gli viene riconosciuto. I diritti sono una concessione del sovrano, non sono un qualcosa che appartiene naturalmente, costitutivamente alla persona, ma sono una concessione del sovrano. Figurati, la mia libertà, concessione di uno che non so neanche chi è. Ma è questa però la situazione che si crea e che prosegue fino alla fine dell'Ottocento. Ricordiamoci che ancora gli atti notarili della prima metà del secolo scorso, la prima metà del Novecento, erano intitolati chi era quello di Vittorio Emanuele III, nel nome di Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, re d'Italia. Cioè praticamente il negozio giuridico, la compravendita che veniva effettuata nel nome del sovrano che per grazia di Dio e volontà del popolo aggiunta era a quell'epoca il re d'Italia, il sovrano. Ecco. Pensate quindi la fatica attraverso la quale tuttora deve passare il popolo per poter effettivamente esercitare il suo potere. Per fare questo il popolo ha bisogno ovviamente di strutture che siano adeguate
che favoriscano la possibilità di esercitare questo potere. Le strutture, e qui notiamo un altro problema che si evidenzia dall'illuminismo in poi, fino, ripeto, agli inizi del secolo scorso. Non può essere soltanto la struttura, non può essere soltanto quindi gli istituti giuridici, non possono essere soltanto di vertice, di organizzazione facenti capo all'organizzazione statale che in sé è concepita come dipendente da un sovrano. No, perché si abbia effettivamente democrazia, occorre che quelle strutture partano dal basso, partano dalla base. Nel momento in cui, fin dalla base, fin dalla famiglia, dai gruppi di amici, le strutture, quindi le istituzioni, rispondono a quel potere che a ciascuno di noi e a noi con le nostre aggregazioni viene riconosciuto naturalmente perché ce l'abbiamo. Ecco, se le strutture questo non fanno o interrompono questo cammino fino al vertice, la democrazia, che è tanto bella quanto fragile e difficile, è impossibile da attuare, è impossibile da conseguire. Quindi, da un lato, la coscienza che deve esserci della democrazia come capacità e responsabilità di autoregolare i propri diritti, che naturalmente spettano nell'ambito dei costumi di un'intera società, per poter fare in modo che quella società, quel popolo possa esercitare il diritto che gli spetta, il potere che gli spetta. Dall'altro lato richiede meccanismi molto sofisticati e molto attenti di attuazione. Meccanismi di attuazione che ovviamente vanno, se efficaci, a collidere con gli interessi di chi il potere invece lo vuole e lo vuole conseguire per arricchirsi, per il gusto del potere, per, bene o male, negare al popolo quel potere democratico che effettivamente gli spetta, che naturalmente gli spetta. Ora, e questa è la vicenda, questa vicenda è la vicenda degli ultimi 150 anni sostanzialmente. Nasce con l'Unità d'Italia, viene meno il potere temporale della Chiesa, e il Papa è offesissimo, dice che gli hanno portato via non a lui ma a Dio, hanno portato via un pezzo di terra, non si capisce bene come, comunque il ragionamento è quello lì. E i cattolici, ed è nel movimento cattolico che va fatta l'osservazione, va osservato quel movimento per vedere come si sviluppa il concetto democratico, i cattolici dell'epoca, tutti nobili, tutti appartenenti a un potere consolidato, quello che poco o tanto fa riferimento al Re Sole come unità, in questo il sovrano, il re, era pur sempre una emanazione divina, trova l'opposizione dei cattolici. I cattolici, le famiglie cattoliche potenti si oppongono all'avvenuto esproprio a Dio, sa perché, delle terre dello Stato, della Chiesa. È vero che l'operazione dell'Unità d'Italia è un'operazione che ha a che fare con la massoneria, c'è il minimo dubbio, provato e straprovato, specialmente la massoneria inglese, le navi che aiutano lo sbarco dei 1000 a Marsala sono lì a provarlo, però ciò non toglie che fatto dalla massoneria, fatto da qualcun altro, non sia certamente una ruberia nei confronti di Dio il fatto che la Chiesa, per vicende terrene, abbia perso i suoi territori. Quindi
I cattolici sotto questo profilo sono spiazzati dopo che avvenuta l'unità d'Italia. Sono spiazzati perché da un lato capiscono che è cambiato tutto, ma dall'altro non sanno come comportarsi perché sentono, vedono come gravissima offesa nei confronti del Papa, cioè il capo della Chiesa alla quale loro appartengono, custode di quella fede in cui credono, il cattolicesimo, il cristianesimo cattolico, quindi cominciano a interrogarsi, cominciano a cercare di capire come devono comportarsi, perché la cosa è estremamente pratica. Dobbiamo opporci allo Stato italiano, al nuovo Stato italiano, al nuovo Regno d'Italia, oppure possiamo anche in qualche modo avere a che fare, metterci d'accordo, trovare il modo per ragionarci assieme. Questo è il dramma allora, vero dramma dei cattolici italiani della fine dell'Ottocento, dopo il 1861, quando viene dichiarata l'avvenuta unità d'Italia dopo la terza guerra d'indipendenza. Ora, quindi è un qualcosa, proprio perché riguarda la religione, il fattore religioso è sempre importantissimo, la fede, c'è da parte dei cattolici una riflessione su ciò che io credente, il mio popolo può fare, ciò che deve in qualche modo pensare e il modo con cui deve agire nei confronti di quello che è stato, o viene concepito, viene vantato dal Papa di allora, Pio IX, come un sacrilegio. Quindi in questo momento la teoria della società ha a che fare col sacrilegio, con qualcosa di sacro. Ed è per questo che nel mondo cattolico viene elaborata nel modo più profondo, la cosa è poco studiata e non conosciuta, ma vengono elaborati e vissuti anche con fortissimi contrasti quei germi della democrazia, dei quali discuteremo nei prossimi sabati, perché vedo che l'ora è passata e quindi vi devo lasciare. Tranquillizzo Natalia perché controllo l'orologio, vi abbraccio tutti, abbraccio in particolare Tina, abbraccio tantissimo il nostro Matteo, i nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, la nostra Natalia dalla voce gioviale e giovanile, e a Dio piacendo, magari senza più i mali di stagione, a risentirci sabato prossimo.